Agata, in rappresentanza di Sinistra, Libertà e Ecologia. Grazie, sono felice di essere qui. Sono il rappresentante di Sinistra, Ecologia e Libertà, porto i saluti di Andrea D'Apporto, il nostro coordinatore regionale, e del nostro coordinatore provinciale, che hanno un po' di febbre come tanti con questo tempo che c'è. Io però sono anche un movimentista e sono una persona che non si vergogna di stare nel sociale, di far volontariato e di dire bisogna esserci quando c'è da esserci. E mi è sembrato che quando è venuta fuori la possibilità di una candidatura di Laura Puppato è già stato detto è la miglior candidata che il PD ha, che il centro-sinistra ha. Mi sembra il caso di utilizzarla rispetto a quel venditore di fumo che è messo in campo dall'altra parte, che sa parlare tanto, che però manca di concretezza. Io credo che sia importante che si possa avere una coalizione forte, anche ampia, e credo di dover dare ragione in molte cose all'intervento della sindaca Bruna Battaglione quando ha detto se non si è in grado di decidere, lì dove non si è in grado di decidere ci sono più candidati, si facciano le primarie. Ecco, io credo che le primarie siano la soluzione. L'avevo proposta per la città di Treviso, all'epoca si è scelto altre strade, spero che anche per il Veneto non si scelgano altre strade, o si arrivi alla condivisione su una candidatura forte, e in questo caso quella di Laura, è forte non solo per le cose che ha detto, perché le cose sul nucleare, e il Comune di Montebelluna ha votato un ordine del giorno che era identico a quello che la Lega Nord, Forza Italia, l'UDC hanno bocciato in provincia di Treviso, un ordine del giorno che diceva sì alle energie nucleari, no al nucleare, perché le cose che ha detto sugli inceneritori sono le stesse, fanno parte delle stesse battaglie che faccio da anni, perché un punto di programma deve essere che la raccolta dei rifiuti industriali deve avere un piano regionale anche quella, e deve avere un piano regionale che non veda l'incenerimento come la soluzione che fa tanto piacere per gestirsi i contributi CIP6, ma sia una raccolta che vada a recuperare la materia, perché è materia di cui abbiamo bisogno. Tutte le cose che Laura ha detto però hanno un valore in più, perché sui programmi si possono scrivere tante cose. Conoscendo Laura anche personalmente sono sicuro che le cose che ha detto qua sono le cose che cercherà di portare avanti. Spero che per causa di qualche salotto romano non ci dobbiamo trovare qualche altro candidato che, se già la figlia di Bruna Battaglione ha detto che è difficile votare, credo che per me sia ancora più difficile. Grazie. Grazie.